Microfono. Chi ha fatto del calcio la sua vita, vive e soprattutto lotta per giorni e per partite come queste. Staremo a vedere chi avrà la meglio in uno scontro che quasi nessuno si aspettava di affrontare a questo punto del campionato. Amici di Sportisili, buon pomeriggio e buona domenica da Francesco Cammuca, ben trovati allo Stadio Santissima Trinità di Geraci Siculo. Di fronte la super giovane Castelbuono e la Nissa. Big match non del tutto previsto, non del tutto atteso della giornata odierna, la prima del girone del mese di dicembre del campionato di eccellenza girone A. Si affrontano la squadra più attesa di questo campionato, che sta mantenendo le attese e sta vincendo il campionato, contro la grande sorpresa, la matricola che non ti aspetti e che in questo momento viene tributata dagli applausi del pubblico di Fede Castelbuonese, i gialloneri, i cinghiali che vogliono vivere un pomeriggio da sogno. Le squadre, adesso la squadra guidata da Angelo Bognanni sta facendo la foto di rito proprio davanti alla coreografia che noi non vi possiamo mostrare perché siamo proprio sopra al turbinio di cartelloni gialli e neri presenti sugli spalti del Santissima Trinità di Geraci Siculo. Ultima recita in questo terreno di gioco per la squadra guidata da Angelo Bognanni, perché poi la prossima gara interna sarà la prima storica di questa società, almeno per quanto riguarda il campionato di eccellenza, tra le mura del Luigi Failla di Castelbuono. Sarà un grandissimo ritorno, naturalmente le nostre telecamere, quelle di Sportisili, saranno qui, anzi saranno lì a seguire da vicino tutto. Il signor Aureliano, il direttore di gara di questa grande partita, è pronto a dare il segnale di avvio del match, dopodiché andremo a leggere le formazioni dell'una
e dell'altra squadra, partendo naturalmente dai padroni di casa della Supergiovane Castelbuono, che vedete da sinistra a destra maglia e calzoncini gialli, calzettoni neri, dall'altra parte maglia bianca con inserti neri, così come neri sono i pantaloncini e bianchi sono i calzettoni della Nissa, della capolista guidata da mister Nicola Terranova, che di fatto da un anno non smette di stare al comando della classifica, prima con l'Agragas e ora con la formazione nissena. Inizia Supergiovane Castelbuono Nissa, mettetevi comodi amici di Sportisti, andiamo allora con la lettura delle formazioni, partendo dalla Supergiovane Castelbuono, che si schiera praticamente con gli stessi effettivi che hanno vinto domenica scorsa sul campo della Don Carlo Misilmeri. E allora Fagone tra i pali, poi andando, intanto prima sortita subito con Diallo, il tocco per Torres che prova ad andare sul fondo. Qui purtroppo abbiamo un piccolo problema di intralcio di visione su questo calcio d'angolo dettato dalla struttura della tribuna. In ogni caso la palla è stata recuperata dalla Nissa con un fallo laterale, però Agudiak non l'ha tenuta e allora Belecco fermato da Santo Privitera, rimessa per la formazione in maglia gialla con Suarez che la gioca sulla destra, pallone messo fuori, sarà ancora rimessa per la compagine di Angelo Bognanni, ex di turno, allenato fino alla stagione 2020-2021 alla Nissa, poi l'addio a fine stagione e adesso una bella rivincita sulla panchina della Supergiovane. Qui allontana Esposito, vi siamo debitori delle due formazioni, partivo appunto dalla Supergiovane di Castelbuono di mister Bognanni, che si schiera con Fagone tra i pali in linea difensiva composta da destra a sinistra da Garofalo, fondamentale nella vittoria di Misilmeri col gol dello 0-1, Pennisi e Arenoso in quello che è praticamente un 3-4-1-2 con sulle fasce Suarez a destra e Grandis a sinistra, in mezzo al campo Riccardo Pappalardo e Cantus con Belecco a fare da guastatore tra le linee a servizio del tandem offensivo composto da Torres e da Diallo. Risponde dall'altra parte con il suo 4-3-3 la Nissa con Elezai tra i pali. Sulle corsie laterali della difesa ci sono Rossi e Magro, i centrali sono Neri e Barrera. In mezzo al campo Privitera con Pagano e Dall'Oro, in avanti Esposito e Semenzin a servizio di Ivan Agudiak. Veniamo all'attacco con la palla lanciata in profondità troppo lunga per Torres e allora Elezai, il portiere meno battuto dell'eccellenza nell'ultimo anno e mezzo, anche lui un pretoriano di mister Terranova ad Agrigento prima e adesso anche a Caltanissetta. Mentre qui la palla finisce fuori dall'altra parte, stiamo cercando ovviamente di prendere le misure della struttura dello stadio Santissima Trinità di Geraci, stadio che per noi ormai non ha più segreti come Sportisti, essendo la casa del Geraci, essendo praticamente fino ad oggi la casa della Supergiovane Castelbuono, non lo sarà più, come detto prima, dalla prossima settimana, almeno così ci ha preannunciato il direttore sportivo Ivano Veter, uno dei fautori principali di questo piccolo miracolo a tinte giallo-nere. Intanto palla persa e subito fallo laterale per la Nissa con la conclusione tentata da Dall'Oro e pallone sul fondo, anzi da Pagano, chiedo scusa. Vediamo subito Semenzin e Esposito, uno dei pochi a rimanere nella Nissa rispetto allo scorso anno. Qui Fagone con la gestione al piede per Suarez, colpo di testa proprio da parte di Pagano, anche lui rimasto dalla scorsa stagione. Qui palla recuperata da Hantus, Belecco la gira su Diallo, la palla rimane in campo, Diallo subito raggiunto da Privitera, la palla messa per vie centrali, intercettata e allontanata dalla difesa della Nissa. Hantus, pallone per Pappalardo che smista a sinistra su Arenoso. Pennisi smista adesso su Garofalo, Suarez, Hantus,
non sa chi darla, decide di andare per vie centrali, lo scambio veloce con Belecco, ancora Cantus, ancora Belecco, prova ad allargare su Suarez, c'è la deviazione da parte di Magro e c'è la rimessa conseguente con la palla messa in mezzo, allontanata da Neri. Fallo laterale ancora per la super giovane con Suarez che la mette vicino da Belecco. Belecco prova a liberarsi da lì in poi, diventa radiocronaca, fallo ai danni di Belecco e subito storie tese con Privitera che va a protestare col direttore di gara e calcio di punizione. Ricordiamo, non si sono fatti mancare, non si sono fatti attendere i primi colpi anche in casa super giovane Castelbuono, l'ultimo in ordine di tempo, quello di Ettore Mazzeo, giocatore che sicuramente può dare una mano alla squadra guidata da Angelo Bognanni. Ma intanto occhio a questo calcio di punizione, ne inquadriamo direttamente all'area perché purtroppo non abbiamo possibilità di inquadrare il punto di battuta, una specie di corner corto per la super giovane. C'è il fischio con la battuta dentro l'area di rigore, allontana la difesa però sui piedi di Pappalardo. Arenoso, il cross troppo lungo, però ancora attacco vivo. Pappalardo si coordina, calcia, la palla va fuori. Quanto basta per animare il pubblico di Fede Castelbuonese? Sicuramente non una soluzione straordinaria, ma quanto è bastato per dare ulteriore fiato al tifo giallo-nero. Arenoso, Grandis, ancora Arenoso, battuta lunga a cercare Torres, qui terreno di gioco che è stato bagnato poco prima del fischio d'inizio, dopo la fine del riscaldamento di entrambe le squadre, ma anche la nebbia e l'inevitabile freddo era anche ora, essendo inizio dicembre, che scendessero un po' le temperature. Intanto Garofalo all'indietro su Fagone, reduce da un rigore parato a Raimondo Lucera nella gara di Misilmeri, protagonista indiscusso, uno dei tanti di questo avvio folgorante della super giovane Castelbuono, che ricordiamo anche a uso e consumo di chi ci segue e di chi segue il canale YouTube di Sportisili. Sarà in campo di nuovo mercoledì Santissima Trinità di Geraci per l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Mazzara di mister Totò Tedesco. Partita senza dubbio da seguire, partita che per il momento sulla carta vede nella formazione giallonera un favorito quasi d'obbligo, ma il calcio è quanto di più misterioso possa esserci e quindi vi invitiamo comunque a seguire la partita in diretta integrale ed esclusiva sul canale YouTube di Sportisili. Qui intanto Diallo prova a prendere palla ai 25 metri, Privitera lo ferma, poi Barrera, Esposito e alla fine pallone allungato dove c'è Pennisi. Diallo non riesce a controllare, poi Belecco col fischio, col fallo, punizione per la Nissa con l'inserimento falloso di Belecco su Esposito e allora piazzato per la Nissa che ricordo ha aggiunto 3 punti al proprio vantaggio sulla Pro Favara nello scorso turno dopo la sconfitta in attesa proprio dei giallo-blu di mister Catalano in casa contro l'Oratorio Marineo, che è stato protagonista delle scorse ore anche di uno speciale pubblicato sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube, con una lunga intervista al tecnico Giuseppe Vigneri. Qui intanto Pagano per Esposito, poi il colpo di testa in avanti di Dall'Oro, quello di Garofalo, poi Suarez, doppia deviazione, ultimo tocco di Gaston Semenzin.
Tra l'altro oggi 3 dicembre, primo weekend dopo l'apertura del mercato, già tanti colpi messi a segno nel campionato di eccellenza, anche se per il momento una delle squadre che non si è mossa e ne ha ben donde almeno per il momento è proprio la Nissa. Vedremo naturalmente se, anche in base a quelli che sono stati i movimenti anche in casa Pro Favara, se ci saranno delle novità anche in questo senso. Tanto Fagone alla punizione, torniamo in cronaca. Belecco, controllo, dietro a Suarez. All'indietro, passaggio rischioso in questo cambio di gioco su Arenoso. Arenoso che fionda in avanti, cerca Diallo, palla troppo lunga e Haile Zai costretto ad un colpo di reni quasi per evitare che la palla lo scavalchi. L'ho detto prima, campo bagnato ma anche leggermente inumidito dalla foschia che almeno il sottoscritto nel tragitto per Geraci Siculo ha trovato. Mentre intanto gestisce ancora il pallone la super giovane Garofalo. Sventaglia, anzi era Pennisi dalle parti di Belecco, poi scambio con Grandis. Ancora Belecco per Torres, subito aggredito da Neri, riesce a tenerla solo per un attimo, c'è Privitera in recupero. Nissa che sta cercando di placare quella che è l'avanzata di una squadra sempre abituata ad aggredire e a dar fastidio sia con che senza palla. Cantus servito tra le linee Belecco, poi Arenoso, si è aperto Grandis a sinistra, la palla è per lui. Grandis, stoppato il suo cross dall'intervento di Rossi e c'è un fallo laterale per la super giovane con la palla scaricata su Riccardo Pappalardo, cross deviato, calcio d'angolo, il primo della partita. Lo battono i padroni di casa al minuto 12 del primo tempo, come potete vedere in sovraimpressione. Dalla bandierina Belecco sono salite le torri, la palla è sul primo palo, colpo di testa di Esposito ad allontanare, poi in qualche modo prova Magro a coordinarsi ma senza successo e allora fallo laterale per la super giovane in zona attacco. Arriva Garofalo a eseguirla con Cantus lì vicino, presumibilmente si andrà verso l'area di rigore anche perché Cantus si allontana. Pallone verso Diallo, in realtà la spizza Belecco, prova ad arrivare adesso Diallo che cerca di proteggere, la recupera Diallo portato verso la bandierina, pallone che è rimasto in campo. Adesso forse un intervento falloso non ravvisato dal signor Aureliano e dal suo primo assistente, poi fischio contro Belecco e poi un po' di animi accesi con Cantus, mentre qui si accende una piccola mischia qui ancora Privitera con Cantus, direttore di gara che cerca di dirimere la questione. Richiamati dal direttore di gara Belecco e Privitera, giallo per entrambi. Primi ammoniti del match, Santo Privitera e Belecco. Ancora Privitera che protesta, che parla col signor Aureliano. E dunque 14:30, primi gialli della partita.
Sembra essersi tranquillizzata la questione, il direttore di gara si allontana, fischia la ripresa del gioco con la punizione dalle parti di Esposito che non controlla e allora prova ad allontanare Suarez. C'è una deviazione, allora fallo laterale in favore della super giovane, con Nino Garofalo alla battuta. Palla lunga, Belecco prova a gestirla, poi colpo di testa, si scontrano due giocatori della Nissa e allora Pappalardo, Grandis per Arenoso, braccetto tattico, Arenoso che sicuramente non è un difensore, giocatore molto dotato a livello tecnico. Intanto prova a partire per vie centrali la Nissa con Dall'Oro che ha scaricato su Privitera, il cross per Agudiak, troppo lungo per tutti e palla in fallo laterale. Con il direttore di gara che fischia, c'è a terra un giocatore della Nissa, dovrebbe trattarsi proprio di Dall'Oro se ho visto bene. C'è comunque un fallo laterale per la super giovane battuto da Suarez, però lunga Diallo sul corpo di Pagano, poi sbaglia Privitera, allora Suarez, Cantus su spazi strettissimi, esce bene la super giovane, poi l'entrata fallosa di Esposito ai danni di Pappalardo, punizione super giovane che qui è uscita con un bellissimo fraseggio in pochissimi metri, con 3 tocchi brevilinei, e si è guadagnato il calcio di punizione battuto da Cantus verso il lato destro dove c'è Suarez che non controlla. La rimessa per Magro, cerca Agudiak, non lo trova, poi c'è Esposito, calcia lungo Dall'Oro, poi allontana Arenoso dove non c'è nessuno se non Elezai che la blocca con le mani. Pagano, Neri, lancio lungo a cercare Agudiak, controlla Arenoso, palla per Belecco, subito affrontato da Esposito, poi arriva Suarez, Garofalo cambia fronte, va da Arenoso, in piedi davanti alle rispettive panchine entrambi gli allenatori, Bognanni e Terranova, mentre recupera palla Dall'Oro, subito pressato da Belecco, tocco per Pagano. Rossi, ancora Pagano, allarga su Semenzin, Pagano passa centralmente da Privitera, nessuno va a pressare, allora allarga sulla destra, servito Dall'Oro, limite dell'area, non trova il tempo per calciare, arriva Semenzin, tagliato fuori perfettamente da Cantus, vediamo se riparte la super giovane con l'esterno, non riesce il tocco di Belecco per Torres, e allora esce Dario Neri che cambia fronte, Suarez col tocco dove però c'è Esposito, converge l'11, ancora Esposito, Pagano riapre dove è salito Magro, 1 contro 1 con Suarez, va via Magro, entra in area di rigore, propone il cross, Fagone la blocca senza grossi problemi. Prima iniziativa di una certa pericolosità della Nissa in questo primo tempo, con Fagone che fa salire i compagni, tiene il pallone. Il campo non è grandissimo, quindi spazi abbastanza stretti. Colpo di testa di Neri, quello di Privitera sbilanciato, c'è il fallo di Pappalardo, punizione Nissa. È un po' calata l'intensità in casa super giovane, è possibile che sia anche il canovaccio preparato da Bognanni, ovvero sia quello di aggredire subito per cercare di sorprendere la Nissa, sorpresa che non è arrivata, e allora si torna a gestire e a
non far girare troppo il motore. Qui intanto sponda di Torres per Diallo, prova a tagliare fuori i neri, ma è Diallo che gli dà fastidio fino alla fine. Recupera la super giovane con Laureano Grandis, il cross, cerca Diallo, trova le manone di Antonio Elezzai che va subito lungo a cercare Agudiak, non si comprendono i due ex Akragas, colpo di testa all'indietro di Garofalo per Fagone. Cantus, il metronomo della super giovane che smista su Garofalo, ora Pennisi che ha stato un gol pesantissimo in questa stagione nella gara di ritorno di Coppa contro l'Athletic. Poi c'è stato il calcio di rigore realizzato da Torres per il conto chiuso. Di testa vola Pennisi, poi Pagano, Agudiak, la smista su Esposito evita Suarez, poi non evita Belecco che concede solo fallo laterale proprio sotto alla nostra postazione. Pagano scambia con Magro, ancora il 3 che la tiene, Privitera perde forse un tempo di gioco, riesce comunque a trovare Barrera, ora Neri, Rossi lungolinea, Semenzin viene a prendersela davanti alla panchina avversaria, ancora triangolo che si chiude con Rossi, non controlla il terzino destro della Nissa e allora fallo laterale. Sta scorrendo via abbastanza rapidamente la partita, siamo nel corso del 22esimo, quindi siamo vicini alla metà del primo tempo. Diallo spizza, Torres non controlla Privitera, Pagano sbaglia, Diallo la controlla, la tiene, evita Privitera, ottimo guizzo qui Diallo, poi Pagano con calma gliela porta via. Privitera, lancio lungo, troppo lungo per Semenzin, arriva Arenoso, Pappalardo la difende dall'attacco di Dall'Oro, regolare, rimessa super giovane. Le proteste le vedete sullo sfondo di Mister Terranova all'indirizzo del secondo assistente del signor Aureliano. Qui Cantus rischia, per poco non la perde, si rifugia da Arenoso che va a sua volta da Fagone. Rinvia il portiere capitano della super giovane Castelbuono, vola di testa Neri, poi c'è Pappalardo, sterzata, testa alta, non sa a chi darla, prova ad andare allora avanti lui, Torres controlla a seguire, scarico su Grandis con il cross deviato, calcio d'angolo numero 2 per la super giovane Castelbuono. Interpretazione della partita fin qui perfetta della squadra di Bognanni, che porta su Pennisi, porta su Garofalo, rimane Arenoso sotto, va a prendersi la palla Belecco per la battuta, stessa bandierina di prima. Sono in 6 della super giovane in area, tutta la Nissa nel suo ultimo rettangolo di gioco, palla lunga Elezzai in due tempi, piccolo momento di defiance del portierone della Nissa, che poi si è subito ripreso alla grande. Colpo di testa di Arenoso, mette fuori dal tempo ai compagni di rimettersi a posto e anche di tirare un po' il fiato. Di fiato qui ce n'è veramente poco, perché comunque è partita molto intensa, poche interruzioni, l'unica forse in quel momento di tensione tra Privitera e Belecco risolto con i 2 cartellini gialli. Intanto qui il direttore di gara indica l'uscita ad un addetto alla sicurezza. Adesso tempo che si perde, perché se deve lasciare il campo deve attraversarlo tutto. Sta riuscendo ad uscire da una porticina laterale.
Andrà con le mani Garofalo, va a lungo, Privitera la rimette fuori nella stessa zolla di prima. Ancora Garofalo, autore, ricordo ancora, del gol che ha sbloccato la gara di Misilmeri. La battuta di Arenoso, colpo di testa non semplice da parte di Magro, poi Diallo protegge contro Privitera che gliela tocca in qualche modo, pallone messo via, arriva dalle parti di Fagone. Nissa che sì, sta giocando palesemente con un 4-5-1 in fase difensiva, poi Esposito e Semenzin si sganciano per coadiuvare Agudiak. Parte della panchina in questo pomeriggio Madonita, David Gueye. Intanto calcio d'angolo con la palla messa fuori da Barrera e quindi terzo corner per la squadra di casa. 29esimo minuto in corso, 28 minuti giocati e 20 secondi qui dal Santissima Trinità di Geracisicolo. Dalla bandierina ancora Belecco, ancora i 7 della Supergiovane, a saltare. Questa volta è buona, la palla arriva in area e viene allontanata in maniera provvidenziale, se ho visto bene, da Magro, sì. Poi l'apertura per la corsa di Arenoso che la può controllare, il cross lungo per tutti, secondo palo Torres che non la tiene in campo, e allora dal fondo Elezai, questa volta a differenza del corner precedente un po' presa di sorpresa la compagine nissena. Ci ha pensato Magro che era appostato sul secondo palo a metterla via. Avanza Santo Privitera, pallone troppo lungo per tutti, prova ad arrivare Esposito, Fagone costretto a uscire con i piedi fuori area. Magro, Pagano, Privitera, apertura sulla destra per Semenzin, il controllo di Grandis che poi si sgancia e accompagna Pappalardo. Già schierata la Nissa all'indietro, allora Pappalardo si rifugia da Cantus, ora Grandis, nuovamente Cantus. Passaggio sbagliato di Cantus, errore non da lui, del playmaker della Supergiovane che regala palla, Semenzin. Sterzata, fallo di Cantus che completa il pasticcio concedendo un pericoloso calcio di punizione alla Nissa. Minuto 28 che sta per scadere. Sul pallone Privitera e, se vedo bene da questa prospettiva, anche Pagano. Si allontana il numero 8, allora batterà l'ex tra le altre del Siracusa. C'è il fischio. Privitera teso, secondo palo, Pennisi stacca, poi Grandis riesce ad evitare il... no, non riesce ad evitare, riesce solo ad evitare il calcio d'angolo. Rimessa con Privitera, anche qui complice il pilastro, possiamo andare solo in radiocronaca. Privitera andrà a lungo con le mani, cerca e trova l'area di rigore, pallone allontanato da Pennisi, poi Cantus alza questo campanile verso Torres che prende posizione, la palla schizza via, Torres la prolunga di testa, l'uscita di Elezai e poi arriva dalle parti di Fagone. Qui ha rischiato enormemente la difesa della Supergiovane, battuta da solo da Angel Torres, mentre è scoppiato un mortaretto, penso, non sono sicuro, verso tanto restiamo in cronaca. Suarez
palla in fallo di fondo. Gioca subito la Nissa con Santo Privitera, protagonista anche lui l'anno scorso nella seconda metà di stagione della grande cavalcata del Siracusa. Intanto palla per Semenzin. A proposito di cavalcate, uno che l'anno scorso ha vinto strameritatamente il campionato con l'Akragas. 100.000 euro, 100.000 euro ci sono, 100.000 euro. Battuta lunga, Diallo prolunga verso Torres che la mette giù, indisturbato, passa per vie centrali, Torres subisce il fallo di Rossi, sgridato in malo modo da Pagano, probabilmente anche con delle buone ragioni, visto che Torres era in mezzo a 3 maglie bianche. Il fallo sicuramente era l'ultima opzione per il giocatore in maglia bianca. E calcio di punizione allora per la super giovane. 32 minuti quasi trascorsi del tutto. Piazzato sulla palla Belecco e Cantus, si propone Grandis sulla sinistra, tutta la Nissa negli ultimi 20 metri, la palla scodellata e mezzo, colpo di testa di Neri, poi Elezai vola sulla testa di Belecco e fa viaggiare Privitera. Semenzin, Cantus va a chiudere, va ad arpionare il pallone, poi arriva da loro Agudiak, fin qui poco servito, perde anche questa, Privitera di testa recupera, poi Rossi, Diallo di testa su Belecco, bravo da loro per ad uscire palla al piede, ancora da loro, resiste ad una carica, smista su Esposito, Pagano in qualche modo la prende, allarga su Semenzin, sponda ancora su Rossi, Semenzin, Pagano indietro a Privitera, ancora Pagano, allarga Rossi, c'è spazio per il cross che arriva a Renoso, poi a Palardo, allontana alzando questo campanile, Torres come nell'azione prima la fa scendere, Neri lo trattiene, anzi è Torres a trattenere Neri, punizione Nissa. Privitera, cercato Semenzin, brutta palla qui di Santo Privitera dal fondo Fagone. Arenoso la può portare su, decide di lanciare lungo, una brutta palla questa di Federico Arenoso, la controlla Elezai. Neri, Privitera, batte lungo, trova la deviazione di Pappalardo, poi Semenzin, altro passaggio sbagliato dell'ex Akragas, senza dubbio non una delle sue migliori partite da quando è in Sicilia. Torres vede Elezai fuori, prova a sorprenderlo, la blocca senza problemi Antonio Elezai, che in questo campionato ha dovuto fronteggiare ben di peggio. Esposito, spalle alla porta contro Suarez che lo pressa, riesce comunque ad aggirarlo e ad aprire molto bene su Rossi. Privitera, Rossi fronteggiato da Pappalardo, converge, palla per Pagano, vede Magro, lo serve, Magro sventaglia, mano di Belecco, punizione Nissa.
Sulla palla ancora Santo Privitera. Salgono sia Barrera che Neri, restano sotto i due terzini, mentre Privitera batte secondo palo a Gudiak, colpo di testa alto, la prima fiammata di Ivana Gudiak. Giocatore che ormai da diverse stagioni gira la Sicilia in lungo e in largo, sempre con il gol incorporato. Oggi sta facendo un po' fatica. La difesa a 3 per il momento si fa sentire in casa super giovane, ma c'è ancora tempo naturalmente per vederlo al suo top. Qui Esposito evita Garofalo, allunga Esposito, prova a metterla in mezzo, deviata da Suarez, chiedono un tocco di mano i giocatori della Nissa. Da loro Privitera, Pagano per Esposito, lato corto dell'area. Pagano ancora, propone il cross, colpo di testa di Arenoso ad anticipare anche Fagone, che comunque era lì sul pezzo. Privitera adesso prova a prendere campo la Nissa. Rossi e Privitera ancora, evita la scivolata di Pappalardo il 4. Da loro allarga Rossi ancora a Privitera, il cross sul primo palo, ancora Arenoso in fallo laterale. Con le mani il numero 4 viene incontro e riceve Pagano, ancora Privitera, sovrappone Rossi, cross di Privitera col mancino a Gudiak, la palla può diventare buona per Esposito che però non la tiene in campo. Ultimi 8 del primo tempo in arrivo, partita che ha vissuto veramente di pochissime pause. E Fagone che può andare al rinvio dalle parti di Belecco che sfiora verso Torres. Barrera in buon vantaggio, la mette in fallo laterale, non si fida dell'uno contro uno con il puntero argentino. Suarez, Garofalo, Arenoso si fa ingolosire per un attimo addirittura dal tiro, poi serve Garofalo. Garofalo mette questo cross a mezza altezza, interviene Esposito, poi Magro, Diallo non riesce ad anticiparlo. Garofalo pressato da Gudiak, poi arriva Cantus, Pennisi, palla larga su Suarez, converge Suarez, tocco per Cantus. Cantus cerca questa palla velenosa in mezzo, Neri in qualche modo la disinnesca, poi Semenzin. Rossi per Privitera, i due hanno scambiato tanto palla in quest'ultimo frangente di gara. Ancora Santo Privitera, vede il movimento di Semenzin, gran palla di Privitera, fuori gioco però di Gaston Semenzin, che qui ha provato a sorprendere Arenoso. Si è alzata perfettamente la linea guidata da Pennisi. E allora Fagone alla battuta, colpo di testa di Neri, poi arriva Diallo di gran carriera, Diallo resiste a Barrera, la palla per Belecco, Diallo se la sistema, palla alta, e qui la fisicità di Diallo dà fastidio alla Nissa. Questa è senza dubbio l'opportunità più ghiotta dall'inizio della gara, la firma di Diallo. Qui forse un attimo di esitazione anche da parte di Belecco, che sullo scarico del suo pivot poteva anche armare la conclusione. Ha preferito servire il suo centravanti, mentre guadagna un altro buon fallo laterale. Una super giovane Castelbuono fin qui molto positiva. Nissa che sta facendo la sua gara,
Vedremo naturalmente quali saranno le contromisure dell'una e dell'altra guida tecnica degli spogliatoi del Santissima Trinità di Geraci Siculo per quella che è l'ultima recita in campionato su questo campo della Super Giovane Castelbuono prima del tanto sospirato ritorno a casa al Failla. Qui Pappalardo, beffato a mio parere più dal terreno bagnato, oltre ad essere rimasto lui sui blocchi. Magro la porta su, pallone per Esposito, prova a prendere il nuovo controllo con Suarez, serie di trattenute, vanno giù entrambi e rinvio dal fondo per Fagone. Colpo di testa di Belecco che in realtà non la tocca neanche, palla in fallo laterale in corso il 42esimo minuto, direttore di gara che ferma il gioco, ci sono due palloni e allora va ripetuta la rimessa da parte di Magro. Magro va ancora da Privitera, Privitera porta a spasso Diallo che gli porta via la palla per un attimo, arriva Belecco, rimessa Nissa, Privitera cerca e trova Agudiak, poi Magro costretto a spazzare dopo la sponda non felicissima dell'argentino. Attenzione ad Esposito che è in area, Esposito, la palombella, anticipato Sevenzin da Arenoso, dall'altra parte arriva Rossi che anticipa e mette in mezzo questa palla secondo palo, da dimenticare il cross del terzino destro della Nissa. Applaude comunque Agudiak che vuole tenere i suoi sul pezzo. Stiamo chiaramente parlando anche di una situazione non abituale, uno dei campi più piccoli della categoria, quello di Geraci Siculo. Mentre va alla battuta Fagone, palla che rimbalza da Torres con un braccio Torres secondo l'arbitro. Che ha battuto la punizione un po' più lateralmente rispetto al punto del fallo la Nissa Sevenzin contro Grandis che non gli sta concedendo spazi. E allora va proprio Laureano Grandis, controlla Diallo, poi non riesce a tenerla Torres, i due attaccanti stanno un po' pestando i piedi in questa fase. Occhio ad Agudiak che insidia Renoso, Renoso lo lascia quasi controllare, vuole mettersi a posto, Agudiak lo salta, pallone per Semenzin, Semenzin! Gol pazzesco di Gaston Semenzin che porta in vantaggio la Nissa in quello che è stato il primo grande affondo della squadra guidata da Nicola Terranova. E allora si sblocca la gara di Geraci Siculo e la sblocca la capolista. Narcobaleno vincente. Quello di Semenzin che dunque porta in vantaggio la sua squadra. Avevo parlato di un Semenzin non del tutto a fuoco, ma i fuoriclasse possono emergere anche in una singola situazione. Gaston Semenzin per l'eccellenza lo è come. La palla battuta, Suarez con l'intercetto e poi rinvio direttamente in fallo laterale. Adesso vedremo, anche perché il momento del gol non è dei più
gradevoli per chi lo subisce. Siamo a 1 minuto, qualcosina in meno, anzi qualche secondo in meno rispetto al 45esimo. Vedremo naturalmente se ci sarà e quale sarà la reazione della squadra di Angelo Bognanni, non abituata ad andare sotto nel punteggio. In questo campo una sola squadra è passata in vantaggio ed è quella che almeno sulla carta contenderà, potrebbe contendere il primato all'Anissa, ovvero sia la Pro Favara, che qui ci ha vinto 3-0. Quasi la stessa zolla del gol di Ficarrotta, tra l'altro, anche se quella era una punizione. Questo è un tiro in movimento. Intanto direttore di gara che pone fine al primo tempo tra le proteste, perché c'era stato prima un fischio per un fallo commesso ai danni di Torres. In ogni caso si va negli spogliatoi sul parziale di Supergiovane Castelbuono 0, Nissa 1. Il gol al minuto 44, una perla assoluta di Gaston Semenzin. Noi andiamo in break per qualche minuto, restiamo collegati naturalmente, restate con noi. San Giorgio Piana e Casteltermini che si ritrovano contro subito dopo il doppio confronto di Coppa che ha visto i rossoneri passare il turno, ma oggi è tutt'altra storia, si parte dallo 0-0. Duro Giovenco 1-2 che si concretizza, ancora Duro sul fondo, la palla in mezzo, attenzione, il tiro! Ciancimino! La sblocca subito Ciancimino! Questa è stata il primo affondo, una bella azione, 1-2, Giovenco Duro in velocità, palla in mezzo. Vedere Sanyong che la controlla, Giovenco, il cross in mezzo è buono, attenzione, il colpo di testa ancora di Ciancimino. Per Serio, salta l'uomo, attenzione, 4 contro 4, Serio, si gira, Serio cerca il destro, il tiro! Traverso incredibile, la palla rimane lì. Tanto Ciancimino per Serio, attenzione, scappa dall'altra parte. Sané, salta l'uomo, Sané. Cosa ha sbagliato Sanyong? Attenzione Serio, bella la palla in profondità per Duro, si va a vedere pure Ciancimino e Camiolo Duro in mezzo. Sané la mette dentro ed è 2-0. È il secondo assist di Duro, Giorgio, un 2-0 meritatissimo. 2-0 di Sané che trova il gol meritato, perché sta facendo una grande partita Sané. Attenzione, intanto la palla lunga che rimane in aria, Tarantino di testa riesce a metterla fuori. Ancora Belmonte qui, bravissimo Belmonte. A uscire sul numero 7. Lascia Giovenco e possiamo ripartire. Ha problemi, quando invece il risultato è perduto, attenzione qua, palla per Jack, per Sané la mette in mezzo, è lunghissima. Verso Ciancimino che però riesce a controllarla. Duro per Camiolo la mette giù. Camiolo che può puntare. C'è Jack Serio, palla per Jack Serio che si può girare al limite dell'area, tiro di Jack! Traversa di nuovo incredibile, Serio da fermo. E poi Giovenco! E qua la parata. Attenzione qua. Anticipato, Zappula può ripartire Casteltermini, ancora con il numero 14. Serio che va a pressare, attenzione numero 6, in aria il destro! Incredibile ripartenza del Casteltermini, Giorgio vicinissimi al gol dell'1-2. Può salire, vediamo Giovenco sale. Il treno è partito. Qui una... La mette in mezzo Giovenco dove c'è Fabrizio Montoro di testa! Palla salvata sulla linea, incredibile, attenzione, poi lì un contatto. Bravo, che Duro, che possiamo ripartire 3 contro 1, Giorgio, Sané, Duro, c'è Serio contro il numero 5. Palla di Sané per Serio, che gira tu per tu. Serio! Fino alla curva di Jack Serio è 3-0. Gabriele Rubino alza la testa perché cerca questa palla verso Serio. Poi Porcelli che palla per Serio. Porcelli, Serio, il destro! Jack! Serio, che gol ragazzi, che vorrei gol. sottolineare anche la palla di Porcelli, ma dopo un gol così che gol di in secondo Serio. Piano anche l'assist. Che gol di Serio. È Serio. stato bravissimo. Cerca di girarsi, chiude ancora il numero 4, questa volta cerca una giocata impossibile. Porcelli ottima la illumina palla. per Spina. Su Spina. Cade Scivola. Sané, ma perché cade sempre? C'è la palla per Duro, cerca il destro! Ed è gol. Che gol di Duro, meritato. Ed è gol.
ed è gol. Non abbiamo più dubbi, Giorgio, uomo partita duro. Uomo partita duro. Ha superato. Vanno, Bel cross di la mette in mezzo. Palla messa fuori da Casteltermini. Fischia l'arbitro. Triplice fischio. Dunque, finisce 5-0 per la squadra di casa. Il San Giorgio batte 5-0 il Casteltermini. Una partita che senza senso. Amici del Calcio a 5 per Sport Easily, benvenuti in questa nuova giornata del campionato di Serie C2 Girone A. Si scontreranno due squadre, Futsal Emiri e Sport Club Giudecca. E Termini ancora in possesso palla per gli Emiri, in sovrapposizione Sarci, Ciaramitaro! Ed è subito il gol! Danilo Ciaramitaro, il numero 4, pam pam, 1-0. Grande fisico, riesce a destabilizzare l'avversario. Ancora però possesso palla degli ospiti. Palla in mezzo, Angileri può puntare e tirare. Esterno di Angileri, deviazione e può andare a Termini. Aspetta sovrapposizione di Ciaramitaro. Termini, viene servito proprio Ciaramitaro. Il tiro! Il compagno di reparto Margagliotti. Margagliotti palla lunga, Safina palleggio, prova a girare il pallone in spaccata, Rinicella respinge Rappa prova l'imbucata in mezzo, Parisi allo spazio, non tira, preferisce temporeggiare, palla in mezzo interessante per Sciacca, dentro, esterno alla rete. Giudecca ancora Margagliotti, dribbling supera, si gira, sfrutta bene il colpo e il tiro, respinta Safina col tacco, ancora indietro, Margagliotti il tiro, trova il gol, sotto le gambe del portiere. Ed è Emiri 1, Club Sport Giudecca 1. Sciacca palla in mezzo per Rappa il tiro, deviazione, ancora Rappa, tiro fuori. Ancora però il giro palla, Angileri il tiro, palo, doppio palo addirittura, occasionissima degli ospiti. Naccari, Sciacca può puntare contro Safina, grande palla per Rappa, paratissima di Mannina. Sergio Naccari col petto, mette giù, Termini, può puntare il numero 6, Mangiapanelli, Termini, lo spazio per il tiro lo crea, Mannina si deve impegnare per fare questo grande pallone, ancora Termini, il tiro, respinta, impressione, ancora Naccari, può metterla giù, Sergio Naccari, palla imbucata sbagliata, Margagliotti legge bene, può puntare Margagliotti, il tiro, palo ancora degli ospiti. Fatto secondo l'arbitro, la palla in mezzo, attenzione Safina Uccelli, Nicella, Barbara, il tiro, Safina col tacco, palla fuori. Ancora la squadra di casa che può andare, Futsal Emiri con Sciacca, lo spazio per tirare, tira Sciacca, Mannina. Ancora gli ospiti, andare in mezzo Angileri si gira, attenzione, recupero Ciaramitaro, rimpallo utile per Safina. Rinicella la palla e Ciaramitaro la tiene lì. Parisi prova a puntare, Parisi si crea lo spazio, Parisi destro, Mannina, Rappa, Sarci trova il gol, i padroni di casa trovano il gol, tutta la panchina va da Parisi e si dividono tra Parisi e Sarci ed è 2-1 il risultato. I padroni di casa con il numero 5, il capitano Giuseppe Rappa, che può creare l'occasione decisiva. Rappa, palla sulla laterale, Termini, Rappa il tiro, Ciaramitaro era lì, batto dal giocatore avversario, viene spinto via da Parisi. Safina a disturbare il tiro e gol, ed è 2-2 e lo sapeva, questa è la partita sanguinosa, risultato sul 2-2. Scivola rimessa tra le battuta, Rappa, ultimazione, Parisi può puntare, Parisi si crea lo spazio, Parisi! È un gol pazzesco quello di Parisi! È un gol pazzesco! Parisi 3-2! E potete vedere la giocata di Gaspare Parisi! È un gol pazzesco! Pam! Pam! 3-2! Rappa! Respinge deciso. E ancora Gamicchia. Ancora dall'altra parte! Magagliotti, palla in mezzo, Safina! E poi il gol! Di Angileri! E trova nel pareggio, 3-3. Che partita! Termini prova ad allargare, Termini si infila in aria, fallo. E no, finisce così. Ed è 3-3, una partita bellissima, si è conclusa così, con questo grande 3-3.